chi volesse seguire l'andamento del voto, già domenica, primo pomeriggio di domenica, con i primi dati che riguardano l'affluenza alle urne, e tutta la notte della domenica verso il lunedì, potrà trovare i risultati in diretta, i risultati che riguardano le elezioni regionali, i voti ai presidenti, i voti alle liste, i voti per provincia, il riepilogo della Regione Veneto e anche i risultati delle altre regioni che votano. Nel sito specifico dell'Osservatorio elettorale del Consiglio regionale, che in questo caso vedrà anche il logo della giunta regionale, perché come si diceva abbiamo gestito tutta questa partita in giunta e consiglio insieme. Si vota un giorno solo e non sappiamo che effetti avrà. Si vota in mezzo a un ponte, non sappiamo che effetti avrà. Vanno a votare solo 7 regioni e non 15 e non abbiamo idea se questo influenzerà la partecipazione al voto. Il grande interrogativo di queste elezioni è quanta gente andrà a votare. La legge elettorale innanzitutto riduce, quindi da 60 consiglieri sono 50 più 1, 50 consiglieri più il presidente che vince le elezioni. Inoltre c'è la parità nelle liste, quindi nelle candidature uomo-donna, e quindi c'è la presenza di donne nelle varie liste, e in terzo luogo non c'è più il listino bloccato, per cui i migliori verranno, come premio di maggioranza, verranno recuperati dai migliori risultati delle liste di chi vince, quindi mi sembra come novità piuttosto importanti. C'è un punto che andrebbe segnalato ulteriormente rispetto al ragionamento che facevamo prima, è che questa campagna elettorale è una campagna elettorale strana, banalmente perché è una campagna elettorale povera. Si è speso, credo che tutti lo vedano, molto meno che nelle precedenti elezioni. Ora, questo può essere giudicato positivamente, ma ha come effetto che c'è un minor stimolo e una minore sollecitazione agli elettori ad andare a votare. Le elezioni regionali sono sempre state elezioni nazionali di secondo grado, per una ragione molto semplice, che un giorno solo andavano a votare 15 regioni, con coalizioni praticamente identiche a quelle nazionali e con un significato politico evidente, perché venivano eletti 15 presidenti di regione, 15 maggioranze, eccetera. Il fatto che si voti in sole 7 regioni pone l'interrogativo: sono ancora elezioni a rilevanza nazionale o no? Perché un conto è che vadano a votare 50 milioni di elettori chiamati al voto, un conto è che siano chiamati al voto una ventina. Ecco. Su questo si discuterà a lungo dopo le elezioni. Certamente in quest'ultima settimana si può osservare questo, che vie più i leader nazionali hanno teso a dare significato nazionale anche a questo voto di 7 regioni. Lo abbiamo visto un po' con tutti i leader. Quindi la mia idea è che ancora mantengono, seppur depotenziato, il significato nazionale.